Temperature ben oltre la media, alta pressione e tempo stabile e ondata di calore nel pieno della sua forza. Questa è la situazione del tempo in Veneto a ridosso del Ferragosto. La situazione attuale direi è stabile, siamo sotto un vasto campo di alta pressione in tutta Europa quasi e con aria decisamente calda anche sopra la norma direi. Questa ondata di calore è destinata a proseguire ancora per qualche giorno con temperature che potrebbero anche lievemente salire nei prossimi 2 giorni. Una situazione che rimarrà così almeno fino a domenica 17, prima che qualche temporale faccia capolino in pianura. In montagna invece tempo più instabile e piogge probabili. Sono sopra la media, in questa presente ondata di calore non abbiamo ancora raggiunto i livelli di quella precedente che domenica su lunedì ci ha fatto registrare temperature molto alte, però localmente potrebbero essere riavvicinate anche domani, dopodomani, quindi parliamo di temperature che localmente potrebbero arrivare tranquillamente ai 38 gradi. Dopo un mese di giugno con un'ondata di calore forte, prolungata e con molta umidità, ora il caldo è meno opprimente, ma siamo comunque al di sopra delle medie di questo periodo. Fino a Ferragosto e soprattutto in pianura la situazione dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile. Comincia piano piano a cambiare un po' in montagna e un po' di variabilità, quindi di pomeriggio, specie sulle Dolomiti, qualche temporale può anche svilupparsi. E quando arriviamo al fine settimana è ancora più facile e domenica ci attendiamo, almeno nelle proiezioni attuali, che qualche episodio arrivi fino in pianura con un leggero calo delle temperature e con qualche anche pioggia.